Adesso cambiamo leggermente argomento. Abbiamo la ditta Overtis col dottor Bruno Assirelli. Paolo De Zen, ecco, giusto, cambio in corsa, me l'avevi anche detto, ma mi sono dimenticato, chiedo perdono. Allora io ti chiedo uno sforzo, se preferisci rimanere seduto? Scusate, ma devo rimanere seduto. Ecco. Qualche problema logistico. Non c'è problema. Vuoi sintetizzarci Certo, la vostra proposta, di in cosa consiste? certo, Sia certissimo. anche dal punto di vista materiale, perché abbiamo parlato Sì. dal punto di vista teorico, Da un ma punto di volevo vista capire. materiale si vede anche qua, Ah, ecco. che questo è il prodotto. Comunque vi dà una illustrazione generale di quella che è la filosofia e lo sforzo tecnologico che sta facendo l'Overtis. Il primo elemento di partenza, perché è una sintesi, diciamo, di filosofia e di cultura per certi versi, è il termine della società, Overtis. Over che sta per oltre e TIS che sta per Technology Integrated System, che è la scienza che non considera solo i sistemi dipendenti da funzioni chimiche, ma considera anche le reazioni fisiche che si svolgono in un'attività di regolazione del sistema vegetale. Quindi non c'è solo chimica, ma c'è anche fisica. E questo direi è l'elemento innovativo nella cultura, non solo dell'agricoltura, ma nella cultura del XXI secolo per certi versi, perché alcune diciamo, personalità cercano di introdurre questo elemento, però non è molto semplice. Le molecole di una pianta infatti non sono solo un insieme reagenti di reagenti chimici, ma funzionano anche da antenne, che sono formate da cariche elettriche che emettono onde elettromagnetiche. Attraverso le onde elettromagnetiche e la chimica viene fuori il prodotto. Tutto quanto quello che vediamo in termini di produzione anche oggi è chimico, nella migliore dei modi. Magari anche non proprio del tutto pulito come chimico, però diciamo che se si arriva più in là si arriva alla parte chimica, ma alla parte fisica non ci si arriva. Mi sembra che tu l'abbia preso molto alla larga. No, Ecco, ho finito. hai finito. Ho finito Quindi, la parte della larga. introduttiva. Sì, ecco, perché a questo punto chi Sì, ci sì. sta seguendo avrà una No, curiosità per certo. capire ma dove stiamo andando. Ecco, prego. Stiamo andando distante. Proviamo, Allora, noi a abbiamo spiegare. tre pilastri sostanzialmente come società. Un pilastro è quello relativo ai prodotti per lo sviluppo delle piante, il secondo è il protocollo delle culture, il terzo è il dispositivo Overwater che qui vedete. L'Overwater è un dispositivo progettato e prodotto dalla nostra azienda che favorisce una maggiore produttività delle risorse idriche ad uso agronomico. Permette maggiori rese quantitative e qualitative delle culture, alzando il grado di biodisponibilità dell'acqua per i sistemi vegetali e di conseguenza aumenta l'efficienza idrica per la loro crescita. Overwater non agisce per induzione, non per contatto sull'acqua. Infatti qui si vede, qui ci passa un tubo, non ci va acqua. E viene installato esternamente al tubo di adduzione proveniente ovviamente dall'ente fornitore dell'acqua. Pertanto non modifica la composizione chimica dell'acqua, non aggiunge o toglie niente. L'acqua viene perturbata, che è un termine fisico molto preciso, quella della perturbazione. Quindi si modifica la forma dell'acqua che viene istantaneamente conferita di strutture cristalline liquide. Quindi l'acqua diventa una sommatoria, una sintesi meglio, di cristalli. L'Overwater, come vedete, è lungo 40 cm, ha un diametro di 63 o 140 mm a seconda del tubo che ci si mette dentro e serve solo per coprire appunto i tubi. L'impiego del dispositivo è raccomandato per tutti i tipi di impianti di irrigazione, cioè per noi
qualunque tipo di impianto di irrigazione va bene, sia che sia a goccia, sia che sia barra irroratrice, tutto quanto quello che capita per noi va bene. L'installazione è immediata perché basta inserire dentro un tubo che però non deve essere metallico ma deve essere in polietilene perché altrimenti si creano delle discrepanze. L'overwater non necessita di nessun collegamento elettrico per cui è autosufficiente al 100%. Proviamo a concludere, cosa Sì, dice? Ecco così. Concludiamo velocissimamente. Bene, grazie. Vi diamo anche quelle che sono un po' le evidenze di carattere scientifico che noi abbiamo. Sinteticamente Sì, certissimamente. Abbiamo evidenze sul campo che sono quelle che si possono vedere andando nei campi e quindi vedendo i risultati tra quello che è stato trattato e quello che non è stato trattato. Poi ci sono una serie di evidenze di carattere scientifico che riguardano la valutazione sulla crescita in vitro che abbiamo fatto in molti laboratori, la cosmografia del terreno con campioni e soprattutto tutte le analisi che ha fatto la CREA su questo prodotto che non vi leggo perché diventa troppo lungo, assolutamente, grazie. ma quella che è la sintesi che ne fa la CREA per quanto riguarda appunto questo prodotto che dice che ha la forte capacità di incrementare le capacità del costo. Super contento Marco. dell'acqua che viene appunto trasformata rispetto a prima. Io vi avrei sinteticamente Assolutamente, ma oggi va così, però intanto abbiamo lanciato un messaggio. Certo. La ringrazio, ecco.